Le tanto nominate cure palliative non esistono per tutti. Ogni singolo caso è a sé. Io ne sono un esempio. Per me non c'è nessuna cura palliativa. La mia malattia degenera e basta. A meno che, come cure palliative, non vogliate imporre psicofarmaci, facendo sì che un ammalato perda la ragione e il senso della realtà. Il problema quindi non è il malato che sceglie diversamente da te, è che alcuni politici hanno un pensiero assoluto e non vogliono che una persona cosciente scelga ciò che è meglio per lei. Un fine vita immediato, dignitoso, che non impone nulla a nessuno. L'Italia è una repubblica democratica, laica e aconfessionale, cioè senza una religione di Stato. E la religione dovrebbe stare al suo posto, fuori dalle leggi dello Stato. Ma vogliamo parlare di religione? Parliamone. La mia è sempre stata una famiglia cattolica e praticante. Da bambino e ragazzo sono sempre andato in chiesa. Sono andato a Lourdes e ho avuto il privilegio da bambino di stringere la mano a Papa Giovanni Paolo II. Nel Vangelo secondo Matteo 11:28, Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Queste parole esprimono la solidarietà del Figlio dell'uomo di fronte a un'umanità afflitta e sofferente. Egli chiama tutti ad andare da Lui. Venite a me, e promette loro sollievo e ristoro. Sappiamo noi umili esseri umani se da lassù non vorrebbe dirmi la stessa cosa? Ossia, vieni a me che sei stanco e oppresso dalla sofferenza e ti darò ristoro. In fondo, se lì tutti staremo meglio, in cosa può farmi paura la morte? Dio non ci ama per poi chiederci di essere più forti e sopportare tutto. Egli ci ama e basta. Ci ama gratuitamente. La decisione di vivere meglio la nostra vita poggia sulla nostra libertà e non su un ricatto affettivo travestito da teologia. È inutile che mi diciate: noi non ti giudichiamo per la tua scelta, se poi dite di non essere d'accordo su ciò che voglio fare, perché così mi state giudicando. E chi siete voi per farlo? Semmai lo farà il Dio in cui voi credete. Quindi ne risponderò semmai solo davanti a Lui. O vi ritenete superiori a Dio? Dio ci ama immensamente così come siamo, con le nostre capacità, le nostre aspirazioni, i nostri fallimenti e i nostri limiti. Di questo si deve tenere conto, i limiti. Limiti diversi per ogni persona alla sopportazione della sofferenza. Sofferenza che voi non conoscete, essendo autosufficienti, per vostra fortuna. Pensate di essere in grado di sopportare tutto? Ne siete sicuri? E per quanto? 5 anni, 10, 20? Per sempre? Una sofferenza giornaliera che non è solo quella fisica, ma quella dell'anima e che toglie dignità. Sono più di 30 anni che mi puliscono il sedere e mi lavano, per dire le cose più banali, cose che voi potete fare da soli, giornalmente. Speriamo non vi succeda mai nulla, ma un giorno questa proposta di legge potrebbe salvare anche voi e darvi la libertà di scegliere. È forse chiedere troppo? Non credo. Trovo molto irritante e fastidioso sentir parlare da chi vuole intralciare questa proposta di legge solo delle leggi di Canada e Olanda. Perché non parlate mai di legge spagnola? Forse perché non fa comodo? La popolazione spagnola è di religione cattolica circa al 70%. Ha approvato una legge sull'eutanasia, con i requisiti per accedervi pari a quelli italiani. E cos'è il popolo spagnolo? È per la morte? Possiede una cultura della morte? O è per la libertà di scelta di ogni singolo individuo? Albert Camus,
premio Nobel per la letteratura, scrisse: bisogna amarsi molto per suicidarsi. Ed io, come altri, vorrei poterlo fare. E per questo un giorno, se non morirò prima come può accadere, lo farò. Perché mi amo a tal punto da non volere più solo sopravvivere e soffrire. Chiedo assieme a tanti veneti una prestazione sanitaria di un'azione lecita e già attuata in Veneto. Non chiediamo una legge sul fine vita o una legge sul suicidio medicalmente assistito, ma solo una definizione chiara di una prestazione sanitaria dovuta. Da quando mi è stato riconosciuto questo diritto, io sono cambiato. Il mio paese mi ha riconosciuto un diritto, quello di morire in Italia, e ho ritrovato la voglia di vivere, essendo molto più sereno e in pace.